Montes, mares e rios, appo barigare, intros a terra tua, masagattare. Su sa prima due strofas dessa cantone meravigliosa creatura de Giannannini, chi sprona da seguire in sa chirca, ca innanti so appustis, si sesi in sa terra mia, tapagattare. Chi è conoscete sul proprio territorio non si può perdere, né in carchi stranzo, può pensare di si costruire senza essere bitu. Sa mamma terra nostra non sa imparato che podimo sobbivere del suo fruttuario suo, per resistere fino a contro chi forestieri la dia a querer conquistare. Con questo, buon saluto. Questo schian su controllo del suo territorio, pro canto manno possa ad essere, tenendo un punto di indito preciso, da iuve toccare promedire sul mondo. In itinerario Antonino, in latino itinerarium provincialum Antonini Augusti, una cartina stradale manna dell'impero romano, in ube sunt indittados sostrettos intro un luogo esatto, pro su che interessa Sardigna, uno dei suoi stradones principales partia dai Tibula o Tubula e giumpia da Carali e fia chiamato in latino a Tibulas Caralis e sta narre dai Tubula a Carale. Su riu Cochinas, oe serrato dai due dicas o a barros numenatos de Casteldoria o de Cochinas, est galo navigabile in uno scanto strettos. In antichitade, a bisumeo, tale camino annanghiata con barcas minores sa cittade del Tubula o Tula a su porto omonimo su, posto in sa voga de su riu Cochinas, oie muttito de Santo Petro a mare. Su camino anda da Sarente per buona parte a solo del Suriumano e cola tinerula in ube in sa frazione de Samela anti imbenneto un umiliario del stradone romano che da Tula andava da Codaruina, Valedoria. Il itinerario Antonino Augusto fiano indittata sa battono anderas che ligavano su nord con su sud dessa Sardegna. Sa prima fiat sa via costera che partia dai supporto de Tubula come porto de Valedoria a Codaruina e seguia da sala nord-orientale fino a Castello. Sa seconda pro compendium, ossia via Archidata, tenia da su capolinea in Olbia, da Iube un camino interno, lompia da su capluoghi sulano. Su de tre stretto sottoccava dai Tubula, dunque a Stula, e colava da diritto a sa costera nord-occidentale, fino a Sulcis, Sant'Antioco, e dai Cue a Castello. Sa de battoro carreras cussa trattata in questo video aviata sa prima stazione sua de andaina non in supporto ma in sa città de Tubula, dunque sa cominciava da su cammino su diretto a Castello dai Tula e prodanto dai su muro umano megalitico de sa Mandramanna, una de sa sbidas astronomicas de s'antichitade, punto trigonometrico, da iube si median su tempus e su luogo. Difatti, sa Mandramanna est un goniometro umano con due entradas o luches bene taradas e orientadas, nord-sud, est-ovest, con su sole intrende in verano. Gemella, sebbene da essere una città fantasima, che fino a come si via pensato che sa città de Tubula, pronunziato Tibula con faddina, capolinea de si stradone a Tubula, Scaralis, essere posta in luogo de Castello Sardo. Gasi non potete essere, dal suo momento che l'itinerario Antonino è preciso in sostretto e sa smiglia del suo castello de Frigiano, a Gemellas non tornano a conto. Si nenne invece bene Tubula con Tula, sa prima stazione di arresto, posti su capolinea de questo tretto, giughede, a vero, a luogo, notuto. A poi del Tubula o Tula a 25 miglia, ossia a unos 37 km diretto a Castello, sa prima stazione di arresto indittata dai itinerari Antonino est Gemellas, che in sardo in latino che narra doppia, in coppia mattessi, simile. Saboga Gemellas accusativo plurale si legida con regolas grammaticales de s'antichitade, quando sa prima sillaba ge si pronunziava da che una velare e ge, e sa consonantes laterales doppias L sonaban con sa cacuminale D,
compriada in gemeddas, gasi come teori, su sono traducete gemelle. Tenendo in considerazione il fatto che in altros tempos sos caminos seguian sa mesa costera e non su campo alluto, pro non si impoggiare in dies de abba, medende finzas sos inghiglios chi seguian sandar de sos terrinos e chi oes una parinados de sas ruspas, picchende si strada provinciale numero 53, chi si collega si stradone provinciale numero 67, si lompete direttos a sa gresia de Sant'Antioco di Bisarcio. Su dritto chi parzi di Oie Bisarcio da Ittula est giusto e cusso indittato dai itinerari pro su cammino che andava dai Gemellas a Tubula. Su fabbrico romani comando de questo luogo de culto piccato impreparato su visitatori, incanto si tratta di un'apparenza di una cattedrale in mezzo a sa campagna. Non bisogna da debaidare gasi e tutto, questa crisi con suo sogros de oe, ma con sa sfuntes de su tempus barricato su. Sa crisi de Bisarcio è stata in su mesuefu sea de diocesi e è documentata dai su 1065. In tale tempus coronava una vita popolata, che ora interessano importantes restos, postos a pagos metros dai sos muros principales. Sa cattedrale è come fora in sa diocesi di Otieri. Questa cattedrale è stata integrata a Santo Antioco, ma sul toponimo suo è sta barrato legato al suo territorio e bene citato in latino con suo nome de Bisarcium. Tale lemma è composto dai avverbi bis che narrare duas bias in duas occasiones in duas bordas e dai su sostantivo arcium che declinato su un genitivo plurale significa de sos arcos. In altre parabolas, su luogo fia caratterizzato dai due arcos, a bisogno di entrata a sa citate, astrales, similes, tuncas gemeddos, da iube su numero gemellas, reportato in itinerario. Esemplos de arcos gemeddos si riscontrano in atras cittades, come ad esempio in Roma, in s'antica Via Appia, multida finzas Gianna, arcos gemeddos, duncas bis arcium. S'aggettivo latino gemellus, che narra in tutto su significus suo, accoppiato, doppio, e in senso figurato, simile, preciso. Gemellas fia pure una città dessa costera africana del suo Mediterraneo, chis itinerario colloca di Sistradone, Lambese, Sitisio, Sitifi. Galuoie, sa fazzada dessa cattedrale di Bisarcio, presenta da due arcadas gemeddas, postas a sa salas de s'entrata. In su mesuefu, sa città di Bisarcio fiat un luogo di pellegrinaggio cristiano, signato dai snodi da strattas che sos fideles lassavano in sos muros de sa crisia. Sun indicadores de su santo camino che custos pellegrinos fagian sos signos de sos sandalos iscritos in sos muros de sas cresias de Sant'Antioco de Bisarcio, de Santa Lucia in Mores e de Santo Francisco in Rebecco. In altre parabolas, su biazzo fatto dai sos pellegrinos in su mesuevo fia cus inditato dai itinerarius seculus innantis pro su camino dai gemellas a Rebecco. Narra Tito Livio che su tempio de sos deos penatos o pinnatos situato in su brano de sa feglia, uno de sos tre cucuros originarios de Roma fiat attundu commente una durra nuragica. Sa tradizione confermata sas parabolas de Livio e reportata che a pedes de sa veglia bidianale fabbricato su Tigillum Sororium, ossia s'arco di Orione, su primo arco de Roma, su taube passavano sos soldados a finitia de sa guerra come in teatro de penitenzia. Una geometria tale è condivisa dai su mastri del Sunurrache de Santo Antine, foraneo a Sabida de Turalfa. Dai asturres est e ovest chi tancano su mastio come in un triangolo equilatero, saberis duos corridores, multitos a tortu gallerias. Colende a parte intro de custos arcos serrados de sabuvidas toros con pedras mannas, sat aberus impressione decolare sutas a furcas caudinas, cusas que sos romanos hayan subido contra sos annitos.
Sos arcos in questo caso sono gemellos, come te cusos de Bisartium. Un arco simile è pesato in Tirinto, in Uve, sa galleria est come un clone de gussa sarta de Santo Antine. Un problema sul rinvenimento de sa sistigas anticas de gemellas o Bisartiums è deppio da su fatto che parte de sa vita antica sagata in terreno privato, subra ove non poden essere autorizados o è difficile a los ottenere scafos archeologicos. In calesisia maniera sa cattedrale manna, posta a osi in sa desertica, piana, che un tempo fiata del suo popolo de sos tabulados, citados dai Tolomeo, si pesa da dominio de sas terras bonas de su logudoro. Pecadores mannos, cattedrales mannas, naraiat un storico prosera pagana. De gemellas o Bisartium, oggi podimus visitare sa cattedrale, un tempio cristiano romanico, che bene dai su mesuevo nostro, in cui guias espertas illustran sas varias fases de tutto su frabico culturale e indelettan su turista de contos storicos. Dai soprano superiore, in ube fi apposta sa cappella de su Piscamo, per una bifora, si potete galo mirare sa parte intro de sa cresia e dai sala in besse immaginare sa scarrelas con sos arcos sos suos. Gemellas o Bisarcio è una città fantasima che spetta da debidere sa luce de sa storia. Saludos a tutti.